Il sogno di pace degli alpini. Sarà questo il motto scelto per l'Adunata Nazionale 2024 delle Penne Nere che si terrà a maggio a Vicenza. Lo ha reso noto oggi il presidente nazionale Sebastiano Favero in Sala Stucchi a Palazzo Trissino. Un messaggio che vuole elevare i valori dell'incontro della gente con gli alpini in questo delicato momento storico. Siglata ufficialmente la convenzione con il Comune per una manifestazione che si annuncia già gremitissima. Il sito online dell'organizzazione ha già sospeso le prenotazioni per l'accoglienza. Dopo sole 3 settimane è già tutto esaurito. È stato un afflusso di richieste delle prenotazioni che ce le aspettavamo, ma così immediate, proprio ci ha dato molta soddisfazione nel vedere la condivisione alla partecipazione a questa grande adunata, come sarà l'adunata di Vicenza. Abbiamo messo a disposizione 34 palestre, dove ci saranno i pernottamenti con le brandine, quindi al coperto, sono già tutti prenotati, e tutte le aree che abbiamo messo a disposizione abbiamo ancora degli spazi disponibili. Principalmente gli alpini si impegnano a dare entro il 1° marzo una lista al Comune delle aree che dovranno essere occupate durante l'adunata degli alpini, nonché a occuparsi dell'imbandieramento della città, quindi 25.000 bandiere che andranno a impegnare la città, a collocare il villaggio commerciale alpino nel centro storico e a sistemare i VC. Abbiamo circa 250 VC che andranno all'interno della città e del centro storico e delle aree commerciali. L'impegno del Comune di Vicenza è quello ovviamente di fornire le aree per gli alloggiamenti degli alpini e anche quello di dare teatro comunale, il ridotto, il teatro olimpico. È il momento finale da un lato sotto il profilo formale, ma è l'avvio e l'inizio ovviamente di tutte quelle operazioni ancora necessarie per poter garantire che l'adunata venga svolta come sempre nel modo migliore.